parliamo di energia e di gas, cercare di dare progettualità per quanto possa essere nelle nostre corde, cercare di dare una progettualità anche sul tema dell'energia e del gas. Penso alle comunità energetiche, penso a un hydrogen valley che si potrà andare a disegnare in futuro per dare più autonomia e indipendenza alle nostre aziende, ma anche alle nostre famiglie. In attesa di provvedimenti immediati da parte di governo ed Europa sulle bollette, sarà questa e non potrebbe essere altrimenti la sfida della nuova associazione degli industriali di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo, che sarà ufficializzata il 28 novembre prossimo al centro congressi della Città del Santo. L'ultimo passo è stato compiuto nelle scorse ore. Ieri c'è stato l'ultimo passaggio, quindi il passaggio in Consiglio Generale, che all'unanimità ha votato l'aggregazione, ha votato il business plan, ha votato la nuova, diciamo, organizzazione, e quindi ha dato il via veramente al processo di aggregazione delle due associazioni. Un processo ineludibile per quella che gli industriali definiscono un'unica area metropolitana che va maggiormente interconnessa. Dare l'opportunità a persone che vivono a Padova di andare a lavorare a Treviso la mattina, la sera andare a cena a Venezia e ritornare a Padova per la notte, quindi avere una logistica forte e ben integrata. Interconnessioni che devono valere anche per l'esterno, nei collegamenti con la Germania Nord e nella direttrice est-ovest, cruciale l'allineamento tra porti, interporti e aeroporti del territorio. La nuova realtà associativa diventerà la seconda territoriale di Confindustria in Italia, dopo la potente Assolombarda. I numeri parlano da soli: 5.000 imprese industriali per oltre 260.000 addetti e un valore generato di 86 miliardi di euro, 32 di export, oltre il 6% di quello nazionale. Mettendo insieme due associazioni, 4 province, avremo un peso specifico di rappresentanza forte sia a livello locale sia a livello nazionale, ma mi lasci dire anche a livello europeo, perché penso che sempre più bisognerà contare a livello europeo sia in termini politici ma anche in termini economici ed industriali.